Allora, abbiamo parlato di varie destinazioni, quali altre sono appetibili? In Europa c'è qualcosa di interessante? Ma in Europa, diciamo, dove possono avere sbocco, a parte i mercati tradizionali, ma li consideriamo domestici, vale a dire Francia, Germania, Spagna e quant'altro, una parte interessante può essere il Nord Europa, e quindi mi riferisco alla Norvegia, alla Svezia, alla Finlandia, alle repubbliche baltiche, e queste, diciamo, ovviamente la Russia per quanto riguarda tutta quanta la parte contract, meccanica e quant'altro, e sulla nuova Europa, diciamo, ci sono più, intendendo per questo l'Ungheria, ecco, la Polonia è un capitolo a sé dove ci possa essere soddisfazione, sia anche in termini di popolazione, perché sono 40 milioni di persone e quindi un mercato interessante. Diciamo che Romania non ancora. Romania, diciamo, per il momento è più per la produzione, coproduzione, tutti i paesi che abbiamo visto lì, da Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, sono stati tutti oggetto di investimento per la produzione oppure in campo dell'agricoltura. Hanno Perché non hanno ancora i acquisizioni, consumi no, avviati. non sono ancora i livelli, diciamo, interessanti. Mentre se noi ci rivolgiamo ai consumi, ovviamente abbiamo tutta l'area del Golfo, abbiamo tutta l'America Latina, ci sono dei paesi in grande sviluppo come la Colombia, come il Perù, che sono Beh, il veramente Perù, caspita, interessanti. sta crescendo Sta tantissimo. crescendo e le nostre imprese, noi abbiamo già fatto 3 missioni in Perù con assoluta soddisfazione. La Cina, ripeto, va presa con le pinze, l'India è uguale, sono mercati complessi. Noi stessi sbagliamo quando parliamo di Cina e India, noi dobbiamo pensare a delle regioni, a delle città, Eh sì, c'è, perché da del Pechino a Rajasthan è Shanghai, diverso dal Kerala anziché bravissima. dalla zona Questo è un altro degli errori che spesso anche noi nella comunicazione facciamo, che è quello così di considerare perché queste l'India è come grandi. l'Europa a questo punto di vista, come dire Esattamente. Europa. È Europa che Non vuol abbiamo dire appena detto che ci Francia, sono Germania, differenze. esattamente. Quindi ecco, su questo, anche qui vuol dire proprio una predisposizione, una campagna per quanto riguarda la penetrazione del mercato, in cui bisogna essere preparati su questi paesi grandi. Per quanto riguarda poi un'altra area, ecco, c'è un'area io penso sarà il futuro, o comunque una delle parti del futuro, ci stiamo lievemente attrezzando, è tutta l'Africa subsahariana. Oggi il Ecco, infatti, monopolio della esatto. Cina, io spero che lì le nostre imprese possano, a partire dall'Angola piuttosto che l'Uganda, Bravo, Angola, Namibia, mi hanno detto che sono delle realtà che stanno assolutamente. crescendo e andando ricchissime, per cui il lusso addirittura. Ci Sì, sì, sono delle... assolutamente, anzi in quei mercati decisamente il lusso. Noi stiamo operando, adesso faremo anche un seminario sul Mozambico, sull'Angola, proprio a Padova nel mese di novembre, anche qua di concerto con la Camera di Commercio portoghese, che per ovvi motivi hanno maggiori esperienze nell'area. Siamo appena tornati dalla Libia, Ah, paese che insomma in guerra ancora, infatti. anche qui però mi sento di fare una battuta. Eravamo a Tripoli 20 giorni fa, ci sono state le sparatorie, avevamo 9 imprese però padovane con noi, e devo dire che da parte libica hanno apprezzato il fatto che siamo andati oggi in Libia e non dopo. E ha detto: perché siete stati, non dico coraggiosi che è una parola esagerata, ma insomma il clima è ancora un po' instabile. Questo è stato molto apprezzato. Probabilmente avremo una decina di operatori libici adesso che verranno a Padova, e questo a mio avviso determina un altro insegnamento. Non bisogna muoversi sui mercati quando le cose sono già tutte a posto. Bisogna anticipare gli scenari, muoversi prima, gettare le basi, perché poi attraverso quelle basi potrai poi costruire gli sviluppi del mercato. Restando i paesi sempre che si affacciano al Mediterraneo, Algeria, Tunisia, Marocco, come sono messi? Sono, diciamo, ancora reduci dalle cosiddette primavere arabe. C'è una situazione, non dico di instabilità come la Libia, chiaramente molto più tranquilla. Sono mercati che devono, fra virgolette, ripartire. Noi nell'anno prossimo saremo probabilmente in Algeria, Ah, e quindi sarà nel programma promozionale 2014, proprio perché toccheremo tutta questa fascia mediterranea, che a parte la parola Mare Nostrum, ma non è sempre stato Mare Nostrum, e quindi è assolutamente. opportuno, come si può dire, consolidare i rapporti, soprattutto con Marocco e Algeria. Marocco invece è più stabile, insomma, Sì, decisamente assolutamente sì, tranquillo, anzi stanno assolutamente sì, crescendo anche loro vertiginosamente, soprattutto in certe zone, assolutamente, energie assolutamente. alternative, anche questo è un altro Ecco, questo è capitolo. un altro capitolo interessantissimo, perché qui a Padova abbiamo veramente grandi realtà, senza parlare del fotovoltaico, ma anche nel trattamento delle acque. Ecco, su questo tutti quei mercati
della fascia del Mediterraneo, ma anche della fascia subsahariana, possono essere decisamente di ottimi ricettori delle nostre tecnologie. E lì come siamo visti per questo settore? Ma assolutamente bene, io cito la Libia, ma cito gli altri, ci aspettano, la verità è che ci aspettano, perché come spesso dicono, anche i tedeschi sono bravi, ma voi siete più simpatici. Ah, E quindi godiamo giochiamo almeno di questo giochiamo anche aspetto su umano questo. che è molto, molto importante. Assolutamente. Per sapere, un po' per capire, quali sono i settori aziendali che possono avere delle chance, quali invece sarebbero più in difficoltà, sempre per quel che riguarda le opportunità con l'estero. Abbiamo detto Ma energie guardi, alternative, ci sono grosse sicuramente opportunità. le energie alternative, a parte che qua mi viene da fare una battuta che abbia scritto su un libretto dalla pianificazione all'operatività sui mercati esteri, laddove abbiamo citato una massima che il vento è a favore dei più abili. Tradotto, non esiste, mi dicono i nostri imprenditori, non esiste né la crisi, né il post-crisi, né settori privilegiati né altri meno. La verità è veramente che ognuno di noi, in questo caso gli imprenditori, debbano trovare il loro spazio. Io penso però che valga la pena di fare un'osservazione giustamente su quello che lei proponeva. Allora, lo sforzo è trovare la nicchia. Allora ci sono dei settori che meglio si predispongono a queste nicchie, e lei già ne citava, il fotovoltaico sicuramente, tutto ciò che ruota attorno al trattamento dei rifiuti, altro tema importante, il trattamento delle acque e quant'altro. Poi uno spazio decisamente interessante è tutto ciò che ruota attorno anche al cibo in termini di tecnologie, vale a dire Quindi di lavorazione. lavorazione, raccolta del prodotto da campo, la conservazione, tutta la catena del freddo, e noi qui a Padova abbiamo un sacco di imprese importanti, lo stoccaggio del freddo, poi le macchine che fanno pasta, e noi siamo leader al mondo. Cioè, poi tutto il contract alberghiero, dove per il contract alberghiero recuperiamo molto del mobile arredamento, gli accessori per bagno, tutto l'aspetto illuminotecnica che è della zona di Piombino, di Massanzago o della Bassa Padovana. Che effettivamente questo settore qui sta un po' soffrendo. Assolutamente, l'estero può dargli decisamente diciamo delle chance. Anche qua, ripeto, avendo a cuore è quello che dicevamo prima, niente illusioni e quindi niente delusioni, ma diciamo molta caparbietà, pianificazione, ragionevolezza e poi quello di mettersi insieme, ecco, di confrontarsi con i colleghi e vedere magari nel proprio collega un partner piuttosto che un rivale. Un rivale, infatti. Chiarissimo, noi la ringraziamo, il direttore di Padova Promex, per queste informazioni, speriamo che naturalmente siano state utili, esiste anche il sito che può essere visitato, quindi può dare delle delucidazioni, poi naturalmente per chi è di altri territori, altre province, ci sono le camere di commercio che devono essere anche stimolate a fare questo, perché giustamente molti ci dicono ma ne fa una, non la fa l'altra, ma come funziona, Vicenza sì, Padova no, Venezia eccetera. Si devono muovere anche questi in modo unitario, comunque anche su stimolo, su iniziativa, penso degli imprenditori che voi siate sollecitati poi a farlo. Grazie ancora, Grazie a voi, a presto, a domani. Grazie.